Ciao, mi chiamo Marco, sono nato in Veneto ed ho scoperto la passione per lo sport quando ero ancora molto giovane. Qui desidero raccontarti la mia storia, quella di un bambino come tanti altri, nato e cresciuto in una terra ricca di storia, cultura e sport. Fin da piccolo ho sempre amato il contatto con la frizzante aria aperta, muovermi e socializzare. Durante l'infanzia, il giocare a calcio e a basket con i miei coetanei era solo un modo per trascorrere il tempo e fare nuove amicizie. Crescendo, ho iniziato a sentire interiormente una motivazione che mi invitava ad impegnarmi maggiormente nelle attività ludiche ed agonistiche per migliorarmi come sportivo e come persona. Non è stato facile. Le prime competizioni sono state ardue. Ho commesso errori e ho anche perso, ma ad un certo punto mi sono reso conto di ciò che è veramente importante. Impegno, costanza e dedizione in quello che fai. Da quel momento ho iniziato a vivere lo sport come una vera e propria sfida, non solo nel confronto con gli avversari, ma anche con me stesso. Ho iniziato a impegnarmi seriamente e a fare sacrifici per migliorare le mie abilità. Ci sono stati momenti in cui ho avuto dubbi e ho pensato di lasciare le attività sportive. Ma poi ho sempre trovato la forza di andare avanti, grazie alla mia determinazione, alla passione e competenza di chi mi era accanto. Ora, dopo anni di impegno, posso dire di essere cresciuto grazie allo sport. Ho imparato a credere nelle mie capacità, ad ascoltare i miei allenatori, a condividere con i miei compagni di squadra, a credere in valori e a sentirmi parte di una comunità. In questa terra veneta che crescendo ho imparato ad amare, ho assimilato i valori dello sport che mi hanno aiutato a rafforzare il carattere e la personalità. Gli ideali in me cresciuti sono trasversali al contesto sportivo, ballo, nuoto, rugby o qualsiasi altra attività. Spero anche altri ragazzi e ragazze possano scoprirne l'importanza per diventare protagonisti della propria vita. Il Veneto è una regione che si distingue per passione, dedizione e inclusività nei confronti dello sport, a tutti i livelli. Una delle dimostrazioni di questa attenzione è rappresentata dall'innovativa legge che ha introdotto le palestre della salute e la Carta Etica dei Valori dello Sport, documento che sancisce i principi e gli ideali che devono essere rispettati nelle diverse discipline. Altre azioni sono volte a promuovere lo sport nella scuola e le discipline ludico-sportive tradizionali venete. Il Veneto è una terra di accoglienza per sportivi di ogni livello, come dimostrano i 500.000 tesserati federali, oltre a quelli degli enti di promozione sportiva, che lo pone al secondo posto in Italia per numero di sportivi. La regione vanta anche una grande quantità di società sportive, ben 5.500, e di operatori sportivi, oltre 97.000, che si occupano di organizzare eventi e manifestazioni sportive di ogni genere. Lo sport paralimpico è rappresentato da oltre 250 società sportive, con 2.000 praticanti. Veneto, una terra fertile per lo sport. La regione può vantare oltre 7.700 impianti sportivi, il 96% dei quali attivi. In conclusione, il Veneto è una regione che ha a cuore lo sport, che lo considera un valore fondamentale e che si impegna attivamente per promuoverlo e diffonderlo a tutti i livelli. Lo sport per me è la valorizzazione della diversità di ognuno di noi. Di solito è la persona che sceglie lo sport, in questo caso l'atletica scelse me. Ma iniziai semplicemente a fare fisioterapia con una fisioterapista un po' diversa, data la mia emiparesi acquisita. Un anno e mezzo dopo mi venne proposto di andare ai campionati italiani paralimpici e non avevo fatto nessuna gara. In quel contesto per la prima volta mi sentii a casa. In questa mia prima gara lì capii davvero di avere un valore, di poter contribuire alla società e di poter essere una risorsa per la società. Mi sentivo motivata a migliorare e a crescere.